Palmas, colui che è a capo del Dipartimento Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia, dove restituiamo ogni anno più di 3.000 sorrisi a pazienti che hanno perduto completamente radici, osso, denti, a causa o di traumi stradali, incidenti oppure patologie come parodontite, quella che un tempo si chiamava piorrea. Il caso di Pietro è proprio uno di questi, un caso di un paziente che ha perduto tutta l'arcata superiore, tutte le quote di osso nell'arcata superiore proprio a causa della malattia invalidante non riconosciuta dallo Stato, che volgarmente viene chiamata piorrea. Nel suo caso abbiamo dovuto ripianificare tutta la parte superiore dell'apparato masticatorio, abbiamo realizzato una protesi innovativa superiore, in questo caso dove abbiamo utilizzato titanio per dare rinforzo e unire i denti poi agli impianti dentali, uno strato intermedio di Pecton che ci avrebbe permesso di andare a ridurre lo stress sui denti inferiori che invece abbiamo mantenuto. La situazione precedente, mi riferisco ad uno scheletrato che avevo e che ho dovuto sopportare per ben 6 anni, non mi rendeva certamente la vita facile. La causa principale sono stati gli interventi eseguiti da medici quando io ero ragazzo. Hanno purtroppo estratto molari importantissimi e hanno sventagliato tutta la dentatura, cioè nel tempo la dentatura si è allargata e poi pian pianino è arrivata la parodontosi che ha rovinato il mio tessuto osseo. Anzi, diciamo che sono stato abbastanza fortunato, così mi ha detto il dottor Andrei, grande chirurgo, molto in gamba, che mi ha seguito, che ha eseguito l'intervento in maniera brillante. Ha detto che ho mantenuto, nonostante ciò, un buon tessuto osseo. In caso di Vittorio Pietro, è più importante da analizzare bene prima di intervento la relazione dell'arcata superiore con l'arcata inferiore, perché quando lo facciamo a denti superiori il repero per noi sono denti di sotto. Sono casi quando non è possibile di fare solo l'arcata superiore senza togliere questi denti di sotto. No, questo è un caso quando il paziente è venuto al tempo. La decisione del paziente di fare denti superiori assicura una buona funzionalità e una estetica per tanti anni. Sono dottor Vasile, sono un medico protesista. Il paziente aveva su arcata superiore 4-5 denti e anche quelli erano malati. Ha portato le foto da quando aveva denti sani e voleva un sorriso vicino di quella che aveva lui prima. E solo linea superiore riusciva ad offrire tutto quello che voleva Vittorio Pietro. Un lavoro funzionale, estetico e anche particolare. Dal punto di vista biomeccanico è unico, perché quando noi andiamo a mantenere alcuni denti nelle parti inferiori abbiamo il vantaggio di avere e mantenere una certa sensibilità e propriocettività all'interno della bocca. Quando il cervello ha un feedback di quanto forte sta masticando, di dove si trova la mandibola, quello sicuramente aiuta a evitare di affaticare i tessuti artificiali messi all'interno della bocca. In più abbiamo dovuto bloccare le zone posteriori con degli impianti dentali che ci avrebbero permesso di dare poi sostegno alla parte anteriore, che sarebbe stata poi la parte più debole rispetto a tutte le altre parti. Abbiamo poi completato sopra con la arcata con un quadro in materiale, gengive simulate in composito, struttura interna in titanio e una struttura intermedia in Pecton stress assorbente, un materiale che ci permette di ridurre e ammortizzare gli stress masticatori. Infine, i tessuti dentali li abbiamo simulati con dello zirconio americano, che ci ha permesso di ottenere poi il perfetto sincronismo di colori che rende del tutto indistinguibile i nuovi denti di Pietro. Sono stato 2 volte qua in Moldavia, a Chisinau.
Questo è il secondo step terminato e finalmente posso sorridere. Saluto tutti, ciao!